Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandante Veneziano, siamo su MotoGP 13. Andiamo ragazzi, calendario. Adesso c'è Laguna Seca e Indianapolis, quindi 2 gare negli Stati Uniti d'America. Oh, andiamo con il nostro aeroplanino. Dal Sachsenring a Laguna Seca. Red Bull US Grand Prix. Mamma mia, sempre sono sponsor della Red Bull, maledetto. Mail. Allora, obiettivo 10° posto, ok. Qua solite robe. Andiamo su Twitter. Allora, Marione Gomez. Io non ho paura di dire che venendo con che grinta starei lavorando, Laguna Seca arriverà un grande risultato. L'innominabile, 3 indizi: sole, California, cavatappi e zoccole. Nicolino Heidi, settimana impegnativa con gli sponsor. 752.000 fans, ok. Quotidiani. Ok, weekend a Laguna. Vai ragazzi, Gran Premio degli Stati Uniti, Indianapolis. Dopo il Sachsenring speriamo almeno il 10° posto. Qualificazioni difficili come sempre. Vai ragazzi. 2 tappe americane adesso, Indianapolis e Laguna Seca. Occhio, mamma mia, le prime curve sono sempre delicate in partenza. Dai, come non cerchiamo di guadagnare il più possibile posizioni, siamo 20esimi per il momento. Un buon recupero ma non eccellente, dai. Mamma mia che rischios. Mamma mia, sportellate de pugnetta, mamma mia. Che rischio. Oh, c'è anche la cavatappi, la curva più bastarda del mondiale forse. Occhio. Noi che siamo già 16esimi, grande come un incidente per Vale Rossi! Incidente spaventoso per 2 piloti. E il commenta guadagna posizioni, grande. Un po' di fortuna per il venezianone, dai. Anche l'innominabile e Rossi. Occhio, curva presa malissimo questa. C'è Valentino dietro, giro record per Marchetto Marquez. Dai comandone, 14esimi, possiamo fare di meglio. Mamma mia che rischio con Edwards, c'è anche Rossi che ci supera. Proviamoci, dai. Sportellate con il solito Edwards come su MotoGP 08. È sempre così ragazzi. È durissima Laguna Seca ragazzi, è durissima. Dai che possiamo arrivare decimi, sarebbe un sogno. Laguna Seca decimi, dai. Caduta del comandone. È finita la gara ragazzi. Non ci credo, ritiro comandiano, la moto distrutta, pazzesco. Primo ritiro per il comandone in questa stagione, anzi secondo dopo Le Mans. Ragazzi che sfiga, secondo ritiro stagionale, vediamo la classifica, porca miseria. 9° posto di nuovo, vabbè ragazzi, è così. È dura un uso di flashback, però sapete che mi stanno sulle balle. Email, team manager. Risultato deludente, messo c'è Indianapolis, devo assolutamente fare una grande gara a Indianapolis. Twitterone. Cornflakes, può capitare che in alcune gare non si riesca a esprimersi al meglio. Antonelli, guardando la gara di oggi era evidente che qualcosa non andava. Pavesini, le gare sfortunate passano, il talento resta, vai comandone. 753.000 fans. Calendario, Indianapolis, dobbiamo vincere adesso ragazzi. Cioè vincere, arrivare almeno tra i primi 5 sarebbe bello. Dai, muovite che ho troppa voglia di riscatto, dai. Che palle, oh. Twitter. Kumar, forza comando, tu e Power Electronics a Spa state lavorando davvero bene.
Nicolino Heidi, corre la Indy fa davvero venire voglia di mettere le proprie firme sul redino più alto. Vizioso, forse per la gara Indianapolis, qualche piccola novità sulla moto. Ok, ma non me ne frega un cazzo. Ragazzi, come al solito qualificazioni di merda, ma sono più fiducioso per Indianapolis, è una delle mie gare. Prima curva fondamentale, se presa bene posso guadagnare tantissimissime posizioni. Vai, andiamo. Concentration. Vai, bravo, bravo. Bravo, 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 dai. Ah, mi sono fatto un po' imbottigliare, 17esimi. Bravo, dai, dai, Comendone, bravo. 15esimo, va molto, molto bene, bravo. 11esimo, calma. Gran calma comendiana. Siamo già 11esimi. Frena, stronza. Bruno, 10º, 11esimo ancora. Lotta con l'autista. Mamma mia che inizio, mamma mia che inizio. Scambi meravigliosi, dai. Subito 11esimo posto, molto molto bene. Obiettivo 5° posto, vai, questa è la promessa ragazzi, speriamo bene. Curva presa malissimo questa. Ho troppa fretta. Vai, 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 vai. Ciao Bautista, ciao Bautista, ciao, ciao, ciao. Buono. Perché c'è l'Espa, adesso c'è l'escargot, Pitt, Vizioso e tanti altri. Vai, vai, prendila bene. Dai, Comendone, c'è Vizioso, Heidi e Pitt. Dai. 3 moto rosse. 9° posto per il Comenda. Buono, adesso c'è l'innominabile, voglio la moto dell'innominabile, cazzo. Giro record per Camomillo. Vai, vai Come, vai Come, vai Come, vai Come, vai Come, vai Come, bravo. Bravo, siamo a una posizione dall'obiettivo del Comendone, della promessa del Comendone, almeno il 5° posto. Bravo Come, bravo, dai, 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 frena bene, ok, dai. Sgommata obesa veneziana. Che dura che ase Fioi, che dura che ase. Bravo Comendone, dai. 6° posto. Curva presa meglio rispetto alla prima volta. Dai, innominabile, ciao, dai, 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 Crash Love o Marshmallow, eccolo là, ciao vecchio. E siamo vicini anche agli altri, ragazzi, calma. Possiamo fare anche il miracolo, raga, di un podio beffardo. No, niente da fare, mi sono inculato in questa curva. Che sfiga però, mamma mia, oh. Che sfiga. Giro record per Vale Rossi. Che sfiga ragazzi. Cerchiamo di arrivare almeno quinti per la promessa, ma il podio ormai è impossibile. Che sfiga però, porca mignotta. Dai che c'è l'innominabile da superare. Dai Comendone, sveglia. Comunque dai, una buona rimonta, cazzo. Peccato per Laguna Seca, veramente. Incidente per la Berlusconi. Per Barbara Berlusconi. Dai. Dai, meno il 5° posto, dai Comendone, porca mignottona. Mamma mia, un altro rischio incredibile. Gomma posteriore è finita, ma chi se ne frega. Niente da fare, il 5° posto è utopia ormai. Attenzione anche a Nicolino Heidi dietro. Peccato, potevamo fare meglio, abbiamo bisogno di una moto più forte, c'è niente da fare. Dai che forse ce la fa, dai! Dai che ha sbagliato l'innominabile, dai.
Niente da fare, niente da fare. Ma va benissimo così, un sesto posto. Madonna che rischio. Madonna che rischio. Sesto posto che va bene, dai, va bene, va bene, va bene. Ocio. Ok, ottimo sesto posto, vai come mamma mia, vabbè, dai, sesto posto abbastanza importante, speravo almeno in un quinto, però va bene così. Allora, classifica. Nono posto, dai, siamo vicini, invece dovrebbe stare davanti fino a Brad Pitt, settimo mi piacerebbe, va bene, vediamo, dai. Poi, però delle moto, diciamo, scandalo. Io sono il primo però con la Heart, scusa, quindi buono come done. Vediamo le altre classifiche, in Moto 2, Escargot, Agattone, Ridley Scott è una cagata, in Moto 3 Salmone, Gattusino, Vino e Marchetto, ok. Allora, Twitterone, Vizioso, che gara con Veneziano oggi, l'inominabile oggi lotta fino all'ultimo, Marquez grande sesto posto, 794.000 fan, siamo vicini a 1 milione, dai. Allora, email, grande piazzamento, molto bene, zoccoletta personale, grande risultato, ok. Perfetto. Quotidiani. Indie tutta mia. Veneziano sopravanza Escargot. Buono. Prossime due gare. Allora, Brno e Silverstone. Brno gara non tanto favorevole, Silverstone proprio non favorevole. Quindi ragazzi sarà un video molto molto duro il prossimo video. Buono, perfetto. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.